diciamo che sicuramente io il mio approccio all'apprendimento, allo studio è sempre stato molto confusionato, forse da bambino un po' meno, poi più passavano gli anni più era confusionato. Tanta ripetizione per memorizzare le cose, tanti tempi spezzettati, poi sono uno che fa, a cui piace fare mille cose, è noio per troppo tempo solo una cosa, e quindi forse l'idea di poter avere in maniera sistematica un modello sul quale appoggiarmi ma non solo per lo studio, diciamo, può valere per gli esami, può valere in generale anche per altre attività, cioè l'idea di poter approcciarmi in maniera sistematica all'organizzazione delle cose da fare, del pensiero, delle cose che credo possa diventare qualcosa di utile, cioè o almeno utile per me. Poi è una cosa non fighissima, dico il fatto di imparare a memoria le parole, quello è meraviglioso, infatti stasera non vedo gratis. Andrà a bere gratis. Tanto lo faremo tutti, quindi ho solo il coraggio di no, l'hai fatto? No, poi diciamo, a parte le cose apprese, poi il discorso che hanno fatto tutti, anche che quello sia vero, i rapporti, la bellezza di aver conosciuto poi tante persone diverse, tante persone nuove, a parte Veronica e Sica, cioè proprio tanti di noi che veniamo un po' di parti dell'Italia, caratteri diversi, modi di fare diversi, modi di dire diversi. È bello proprio questo, cioè l'idea di comunque di sapere che c'è credo un rapporto costruito in 3 giorni che però penso e spero possa pure continuare. Ci siamo dati un po' di numeri, no? Cioè. Un bel gruppo Facebook, però Nicoletta non ce la mettiamo. No. Mettiamo Sica e Giovanni mettiamo. Dentro dei loro profili. Creatività vuol dire trovare nuove vie per solo il bisogno. Facciamo un applauso.